molto bene e i bambini sono energici, attivi e allegri. Ieri siamo andati in piscina, è stato bellissimo, si sono divertiti molto, abbiamo proposto molti giochi e loro sono sempre disponibili a mettersi in gioco e a partecipare. Sta andando bene, molto bene. Questo centro estivo devo dire che è stata una festa a partire dal primo giorno, si respira un clima di vacanza, i ragazzi sono super uniti, stiamo facendo un sacco di cose insieme che veramente lo stanno trasformando nel migliore centro estivo che si possa immaginare. Dei bambini mi è piaciuto lo spirito di iniziativa che hanno avuto per le attività che abbiamo fatto, ne abbiamo fatte di vario genere, dai giochi con l'acqua ai percorsi, loro sono sempre stati molto entusiasti e mi è piaciuto molto il rapporto anche che siamo riusciti ad instaurare e quindi sono soddisfatta di questo percorso. Questo primo turno è stato il mio primo turno in assoluto ai centri estivi comunali. Mi è piaciuto tantissimo il rapporto stretto che si riesce ad avere con i bambini grazie anche al gruppo piccolo a causa Covid, quindi 15 bambini, rapporto 1 a 15 veramente bellissimo perché si riescono a conoscere tutti molto bene. I bambini sono veramente una carica esplosiva di positività e energia, sono tutti molto carini e come prima esperienza devo dire ottimo. Anch'io mi sono divertita, i bambini sono molto divertenti e ti tengono occupato sempre e sono felice comunque di aver partecipato. Ciao a tutti, il primo turno dei centri estivi estate fruttissimi di Vittorio Veneto è finito e è andato davvero molto bene. Il tempo ci ha graziati, è stato caldo, la temperatura è stata perfetta, i bambini bravissimi, ci siamo divertiti davvero tanto. Il clima quest'anno è un po' più rilassato dell'anno scorso, abbiamo comunque le bolle da 15 bambini che stanno ognuna per conto suo con la sua animatrice, ma allo stesso possiamo organizzare dei giochi, per esempio una palla avvelenata fra un gruppo e l'altro. Sono separati ma si divertono e giocano insieme. Questo è stato molto apprezzato dai nostri bambini perché gli piace molto la competizione, la sfida fra i vari gruppi e anche il clima è molto più festoso e gioioso della scorsa estate. La cosa più bella è stata andare in piscina con i bambini, è stato sorprendente vedere come sono riusciti a comportarsi bene, a rispettare i turni di entrata e di uscita nella piscina, dato che comunque non potevano stare tutti insieme nella stessa piscina e sono stati molto bravi e hanno rispettato le regole. Con le mie colleghe è andata molto bene, sono molto entusiasta, molto felice, collaboriamo tantissimo e ci troviamo molto bene. Sono stati molto bravi, hanno ascoltato molto e comunque anche le colleghe sono state molto gentili e disponibili e quindi sì, mi sono divertita un sacco e spero che anche i bambini si siano divertiti tanto.
primo turno è andato molto meglio di quanto pensassi, perché insomma siamo state brave, ci siamo organizzate bene alla fine e qualsiasi cosa sia successo, insomma, che ha avuto un attimo da aggiustare, siamo state brave ad aggiustarlo. I bambini sono bravi, ogni tanto fanno i birichini, ma il mio gruppo si chiama Fragoline Birichine, quindi ce lo aspettiamo. E cosa mi ha colpito di più? Quanto sono bravi a imparare a fare amicizia, a fare squadra, a giocare. Anche adesso che stiamo giocando sono proprio bravi e mi ha colpito positivamente.